la prima volta in Italia, allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, è in corso un'innovativa sperimentazione sull'impiego di una sala operatoria mobile ad alta tecnologia per aumentare la capacità di effettuare interventi di chirurgia oncologica. Giunta a Padova con un trasporto eccezionale su ruote e temporaneamente collocata accanto all'edificio dell'ospedale Busonera, di cui ora è una sorta di estensione, l'unità mobile è un vero blocco operatorio completo, costituito da una sala operatoria, un locale di preparazione dei pazienti, uno di risveglio e breve degenza post-operatoria, con 3 posti letto e altri locali di servizio per il personale sanitario, in tutto circa 100 metri quadrati di superficie. È una sala estremamente tecnologica, risponde ai più alti standard di sicurezza e di qualità che oggi vengono richiesti nella chirurgia, sia in Italia che in Europa. Ed è una sala che viaggia su ruote, ma che una volta sistemata assume l'aspetto di un blocco operatorio vero che comprende tutte le aree di servizio di un blocco operatorio, quindi dalla preparazione del paziente al risveglio, dall'area di lavaggio per i chirurghi agli spogliatoi, ed è del tutto autonoma dagli edifici cui viene collegata in genere da una passerella per evitare che i pazienti subiscano traumi termici o vengano esposti nel trasporto. Operativa dallo scorso 10 giugno, la valutazione dei risultati dei primi 50 giorni di attività della sala operatoria mobile conferma buone aspettative. In questo primo periodo sono stati effettuati 112 interventi chirurgici per patologie oncologiche diverse, principalmente interventi di asportazione di neoplasie del seno. La sala operatoria mobile ha consentito di operare 17 pazienti in più ogni settimana, riducendo così sensibilmente la lista di attesa. La ragione per cui abbiamo optato per questa sperimentazione è che lo IOV ha un costante aumento di richiesta di prestazioni chirurgiche e di interventi chirurgici, quindi con il rischio di allungare le liste d'attesa che in oncologia devono restare al di sotto dei 30 giorni. Inoltre l'edificio principale, che è l'ospedale Busonera, è in corso di ristrutturazione e le 2 altre sale che dovranno essere realizzate richiederanno sicuramente almeno un anno ancora di lavori. Questa è una soluzione che ho individuato lavorando all'estero, soprattutto conoscendo le esperienze che sono state fatte in Inghilterra, dove questa sala è nata, e che hanno già dimostrato la sicurezza e la qualità di una soluzione di questo genere, nonché anche una possibile sostenibilità economica. Per questo abbiamo deciso di fare un periodo di sperimentazione di 4 mesi che ci consentirà alla fine di valutare se può essere una soluzione in un tempo più lungo, ma non certo una soluzione definitiva, perché quella definitiva è l'edificio dell'ospedale Busonera, sede dello IOV. Oggi per lo IOV l'innovazione non è solo nella ricerca medica, ma anche in quella organizzativa e gestionale, al fine di sperimentare il miglior utilizzo delle limitate risorse disponibili in sanità e garantire un elevato standard di prestazioni per i pazienti. Quando si fa un piano e si fanno le schede del piano per tutta la sanità della regione, è difficile politicamente, diciamo, arrivare a capire che lo IOV è una cosa diversa da un'azienda ospedaliera collocata in una delle nostre cittadine di provincia. Però se si adopera il metro con cui si può valutare Piave di Sacco, Cittadella, Campo San Piero, senza offesa per nessuna di queste realtà, ma i compiti sono chiaramente differenziali. E allora nel momento in cui si fanno le schede io mi rendo conto che politicamente è difficile far entrare nella mente della politica regionale della sanità questo concetto differenziale. Come dicevano, da passare nottata, no? Quindi passata questa nottata delle schede, spero che sia possibile far ragionare meglio e capire che questa IRCS è nata come una struttura nazionale, regionale e proiettata sicuramente dopo il 2014 come una struttura di accoglimento di malati che vengano nell'ambito della mobilità regionale dell'Unione Europea, e quindi è pensabile che quella volta si capisca che i parametri adoperati per valutare l'ospedale di una cittadina di provincia non possono essere adoperati per l'Istituto Oncologico Veneto. I risultati preliminari di questa sperimentazione mostrano che anche dal punto di vista economico la sala operatoria mobile si può rivelare un investimento sostenibile a vantaggio per lo IOV. Infatti i ricavati di questi primi 50 giorni di attività sono stati di circa 230.000 euro, mentre il costo della sala operatoria sperimentale nello stesso periodo è stato di circa 20.000 euro inferiore
superiore a quello delle sale operatorie tradizionali. Lo IOV serve che venga potenziata in quelle che sono tutte le eccellenze che è stato capace di mettere in atto, mettere in piedi, nella lentezza del processo di comprensione, diciamo, di questa potenzialità, e quindi di dare spazio e riconoscimento alle eccellenze che sono state create. Noi abbiamo visto cosa? Che alcune delle eccellenze create nell'ambito dell'Istituto Oncologico Veneto sono andate via, sono andate a Verona. Io mi cavo il cappello di fronte a Verona o a Negrar, che si è mangiata alcune delle migliori eccellenze dello IOV. Devo dire, un po' cucchi quelli che non sono stati capaci di fare in modo che lo IOV si ritenesse, e non è che si trova il colpevole all'interno dello IOV, sia chiaro. La prima valutazione dei risultati documenta un elevato grado di soddisfazione dei pazienti, con osservazioni che aiutano a migliorare il servizio. Nel momento in cui si deve dire tagliamo un primariato qui, tagliamo un primariato là, tagliamo un primariato da un'altra parte, allora dicono lo IOV è come tutti gli altri, per cui riduci, taglia, fai così, ma in realtà non è così, non è così.